Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Scusate il ritardo, c'è stato qualche problemino tecnico. Oggi è venerdì, ultimo giorno di questa settimana e partiamo come sempre con i dati sul coronavirus. Sono diventati 34.944 i casi di positività al Covid-19 in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale sono stati rilevati 275 nuovi casi. Si registrano altri 10 decessi, salgono dunque a 875 le vittime. In totale sono stati eseguiti quasi 519.000 tamponi, con un incremento di 2.890 test. Sono invece 527 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 50 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.876. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 16.224 pazienti guariti più altri 392 guariti clinicamente. Sul territorio dei 34.944 casi positivi complessivamente accertati, 7.963 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 5.786 nel sud Sardegna, 2.826 a Oristano, 7.099 a Nuoro e 11.270 a Sassari. E il porto di Cagliari è sempre più turistico, con merci e passeggeri che piano piano si trasferiranno al porto canale a Macchiareddu. Lo dice il POT, il piano operativo triennale 2021-2023, approvato ieri dal Comitato di gestione degli scali marittimi dell'isola. Nel piano anche la riqualificazione dei terminal crociere e la riorganizzazione dei varchi di security di accesso e il potenziamento del porto canale con prolungamento delle banchine rinfuse. Olbia riconferma la sua vocazione al traffico passeggeri e mezzi commerciali, oltre agli interventi di dragaggio e riqualificazione delle banchine dell'Isola Bianca e del porto industriale Cocciani, si prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di accesso portuale della viabilità, un'apertura della stazione marittima e delle attività commerciali alla libera fruizione, la riqualificazione dei servizi a passeggeri e crocieristi. Relativamente alla nautica, invece, l'idea progettuale prevede il rilancio del molo Brin verso il diportismo, la creazione di un distretto della cantieristica nell'area ex Palmera, la progettazione di una canaletta di servizio per le imbarcazioni e la razionalizzazione delle concessioni per nautica nelle due ANS del porto interno. Interventi previsti anche a Porto Torres e Golfo Aranci, che punta a liberarsi dei binari e del cavalcavia. Il porto di Oristano Santa Giusta conferma invece la vocazione merci alla rinfusa, ma guarda anche alle crociere. Su Portovesme il prossimo triennio sarà decisivo per la creazione di una nuova banchina dedicata ai collegamenti con Carloforte e al dragaggio dei fondali. Il piano operativo triennale, ha spiegato il presidente Massimo Deiana, esprime una visione di compiuta consapevolezza e maturità. Siamo alla fase di passaggio dalla creazione di un'identità originale a una pianificazione che, forte dell'esperienza e dello stress test sugli scali di competenza, ci conduce a definire i ruoli di ciascuna realtà in base alle reali vocazioni. E intanto il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha scelto i componenti del CDA del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Presieduto dal direttore del museo Francesco Muscolino, sarà composto da Bruno Billeci, Luca Giovanni Lioni, Franco Marzatico e, come abbiamo detto nei giorni scorsi, anche da Maria Antonietta Mongiu. Il CDA, abbiamo detto, è presieduto dal direttore regionale Musei di Sardegna, dal direttore del museo, insieme al direttore regionale del Museo di Sardegna, dal giornalista e portavoce del ministro, dal soprintendente dei beni culturali della provincia di Trento e appunto già l'ex assessore alla cultura nella giunta regionale di Renato Soru. I componenti del CDA resteranno in carica per 5 anni, possono essere confermati per una sola volta. L'attività del museo autonomo è partita con la nomina del nuovo direttore in servizio a Cagliari dal 9 novembre scorso. Si apre così una nuova pagina per il museo, un istituto dotato di autonomia speciale dal dicembre 2019, l'unico in Sardegna che comprende anche la Pinacoteca Nazionale, lo spazio San Pancrazio e l'ex Regio Museo. Tra i graniti della Gallura è vietato vendere granite se confezionate in plastica monouso. A sciogliere ogni dubbio è la sentenza pronunciata dal giudice di pace di La Maddalena, che ha respinto i ricorsi promossi dalla società Sea and Sun
nei confronti dei provvedimenti adottati tra 2018 e 2019 dal comune di Arzachena e le conseguenti azioni compiute dalla polizia locale della rinomata località turistica, che annovera nel proprio territorio la Costa Smeralda e spiagge di rara bellezza circondate da costoni di roccia granitica a strapiombo sul mare. A dar conto della vittoria nelle battaglie delle granite è l'amministrazione comunale con una nota che ripercorre le tappe salienti di una vicenda che rappresenta a suo modo un precedente destinato a fare giurisprudenza a livello nazionale. Niente contro le granite, da Zacchene ci mancherebbe, ma in un paradiso ambito dagli esigenti e facoltosi turisti di fascia alta che ogni estate popolano gli esclusivi arenili della costa nord-orientale della Sardegna, non sono ammessi commercio abusivo e attività che possano arrecare disturbo, mettere a repentaglio la sicurezza dei bagnanti, attentare all'igiene o danneggiare l'ambiente. Il divieto alla vendita di granite rientra indirettamente in quest'ultima fattispecie perché tecnicamente si tratta del divieto stabilito con più ordinanze all'utilizzo della plastica monouso lungo litorali fra Cannigione, Baia Sardinia, Porto Cervo e Costa Smeralda, dalla spiaggia alla Celvia a Mannena, da Lisciarrui a Baia Sardinia sino a Capriccioli. Ora, un giudice di pace competente territorialmente, che ha sede alla Maddalena, ha accolto la tesi difensiva del comune di Arzachena, rappresentato dall'avvocato Giosuè Seghezzi. Sea Sun aveva impugnato i verbali e i sequestri effettuati nel corso del 2018 dalla Polizia Municipale. La società ricorrente sosteneva di aver esercitato solo il servizio di food delivery, ossia di consegna per corrispondenza ai bagnanti, ma il giudice ha dato torto. E parliamo di basket, doppio colpo della Dinamo di Banco di Sardegna Sassari. Massimo Chiesa ritorna ad essere un giocatore della Dinamo, già aggregato alla squadra per gli allenamenti, il play guardia nato e cresciuto cestisticamente a Sassari, tra i protagonisti dello storico triplete del 2015, ha già firmato con i bianco-blu per la seconda parte della stagione in cui la Dinamo è in corsa per campionato, Coppa Italia e Champions League. Chiesa di fatto rimpiazzerà nel roster il capitano Jack De Vecchi, la cui stagione si è chiusa, ricordiamoci, in anticipo a causa dell'infortunio al ginocchio di una settimana fa. Sebbene siano diversissimi sul piano tecnico e sul piano tattico, Chiesa comunque colmerà quel gap di esperienze e di conoscenza dell'ambiente bianco-blu creato scusate, nello spogliatoio dall'assenza di De Vecchi, che comunque resterà accanto alla squadra di cui è leader e capitano silenzioso. Secondo voci che la società al momento non ha confermato, comunque la Dinamo è molto vicina all'acquisto di Ethan App, centro di 25 anni, in uscita dalla Fortitudo. App piace anche a Pozzecco, ha caratteristiche tali da garantire un'adeguata presenza in area colorata anche quando Bilan non è in campo. App colmerebbe la casella lasciata vuota nello scacchiere di Pozzecco, ricordiamo la partenza di Tillman per la Turchia. Reduce da un infortunio a un gomito, sarà messo sotto contratto dopo il via libera per il recupero completo. Dall'11 al 14 febbraio, inoltre, a Milano la Dinamo giocherà la Final 8 di Coppa Italia e vuole presentarsi al gran completo e giocarsi le sue chance nella competizione, che ha già vinto 2 volte, una delle quali proprio nel capoluogo lombardo. E chiudiamo l'edizione del TG di oggi parlando del Cagliari ieri sera, ahimè ennesima sconfitta della squadra di Di Francesco contro l'Atalanta, che domina e supera con un 3-1 il turno degli ottavi di Coppa Italia, annullando un Cagliari di fatto rimaneggiato da Di Francesco che, in vista anche del campionato, arriva alla quinta sconfitta consecutiva. La squadra di Gasperini ha creato tantissime occasioni, davvero una grande prova del portiere Vicario, ma ha chiuso la prima frazione solo sull'1-0, firmato al 42esimo del primo tempo da Miranchuk. Nel secondo tempo, sull'unica occasione di fatto pericolosa dei rossoblù, il pareggio firmato da Sottil, poi le reti di Muriel e di Sciutalo, che ha dato di fatto i quarti di finale alla Dea, che affronterà la vincente tra Lazio e Parma, che ricordiamo si sfideranno giovedì 21 gennaio. Tra le novità statistiche da segnalare, quella che riguarda Miranchuk, che ha segnato con l'Atalanta al debutto in tutte le competizioni giocate. C'è da dire un'altra notizia, che il Cagliari al momento dovrebbe ufficializzare a ore l'ingaggio di Duncan, il centrocampista in arrivo dalla Fiorentina. Manca ancora qualcosa, si parla di Unas in uscita al ritorno a Napoli per poi essere girato al Parma. Sta di fatto che il Cagliari ieri, complice anche le tante assenze,
non è sembrato assolutamente in palla o comunque concentrato sull'obiettivo della partita contro l'Atalanta. Vedremo se lunedì, ricordiamoci, si gioca nel Monday Night in casa contro il Milan, saprà fare sicuramente di meglio, noi ce lo auguriamo. Bene, era questa l'ultima notizia del TG di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un weekend e un buon proseguimento di giornata.